Bentrovati ancora una volta a Venezia Giulia News. Anche oggi il magazine dedicato alle terre della Venezia Giulia vi dà più argomenti. Abbiamo un grande argomento che lo terremo per la seconda parte. Nella prima parte tre soggetti molto interessanti. Apriremo con il saluto della Pozzuolo che questa settimana ha tenuto una cerimonia di saluto alla città, qualcuno dice anche d'addio, ma insomma staremo a vedere. L'intervista è al capo di Stato Maggiore dell'Esercito, poi il generale Graziano, poi avremo la presentazione di Didone ed Enea, una prima nazionale al Teatro Verdi di un'opera barocca inglese con regista e tutta una produzione locale, una cosa molto interessante ma anche molto bella. E chiuderemo la prima parte con un estratto dalla mostra Reclam che abbiamo mandato in onda in forma integrale la settimana scorsa. Anche oggi ci è stato richiesto un estratto, parleremo delle pubblicità di latta. Nella seconda parte invece argomento unico, interamente dedicata all'albero isolato di San Martino del Carso, che è stato portato dagli ungheresi qualche settimana fa e la settimana scorsa è stato messo in mostra al pubblico. Questi sono gli argomenti di questa puntata di Venezia Giulia News, ma partiamo adesso con il saluto della Pozzuolo. A proposito, saluto della Pozzuolo perché parte per la quarta volta per il Libano. Presenta! Onori al capo di Stato Maggiore dell'Esercito! Il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale di Corpo d'Armata Claudio Graziano, ha salutato a Gorizia i militari della Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli di prossimo impiego nella missione in Libano, nell'ambito di Leonte 14. Per la grande unità goriziana, la missione in Libano è un ritorno nella terra dei cedri dopo l'apertura della missione Leonte nel 2006 e i successivi mandati nel 2008-2009 e 2010-2011. Gli italiani lì hanno cominciato a fare peacekeeping e a creare questa dottrina, che poi attualmente è la dottrina che c'è anche in Afghanistan e in molti altri luoghi, di cooperare con le forze locali, di creare un rapporto positivo con la popolazione, di metterli in grado di camminare con le loro gambe e di dargli sostegno. Solo così si può raggiungere la pace. Dalla soglia di Gorizia, che era il nucleo fondamentale di 50 anni di accesso all'est o dall'est, di difesa dall'est, in questo caso è caduto. Beh no, devo dire che in Friuli rimane ancora una concentrazione elevata di forze e che intorno a Gorizia rimangono un numero maggiore di reggimenti di cavalleria e di reggimenti corazzati, quindi non viene abbandonata sicuramente l'area. D'altra parte in questo momento non esiste una minaccia diretta da est o una minaccia di qualsiasi tipo, comunque che ha un tempo di allarme o di preallarme che permette il ridispiegamento in qualsiasi parte d'Italia. E dopo la Pozzuolo del Friuli andiamo al Teatro Verdi, o meglio in questo caso al municipio di Gorizia, dove è stata presentata Didone ed Enea, che andrà sul palco giovedì prossimo al Teatro Verdi di Gorizia, una produzione, un'idea interamente locale e un'esclusiva per Gorizia. Andateci se potete, perché è veramente una bella opera lirica. Walter Marmor l'ho intervistato molte volte, attore, artisti associati, questa volta anche regista, una prima volta anche per te nel campo della musica lirica. Beh, come regista ho fatto delle altre cose nel tempo ed è stato sempre nell'ambito della prosa, perché è il mio ambito, quello che conosco maggiormente. Questa volta mi sono fatto coinvolgere, sono molto felice di essere caduto in questo tranello da Cristiano Dell'Oste, grandissimo amico e straordinaria persona di valore, che mi ha proposto questo allestimento di Didone ed Enea. È la prima volta sì in lirica per me, e quindi è anche la prima volta che gestisco un'orchestra, una compagnia di danza, dei cantanti. È diverso rispetto alla prosa, ma è assolutamente entusiasmante. È diverso rispetto alla prosa,
E allora cosa ti ha preso? Perché fare questo salto in questa prima volta in un ambito diverso, anche se è sempre teatro? Beh, innanzitutto io come carattere non mi spavento mai davanti a nulla, quando so di essere nel giusto ed essere corretto. La cosa che mi ha entusiasmato è stata l'amore per la mia città. Ho pensato che un allestimento originale, nuovo, con gli artisti del nostro territorio e valorizzare gli artisti del nostro territorio sia una funzione fondamentale per il direttore e per il teatro Verdi, che è il teatro della città. Quindi è l'amore per la città, l'amore per Gorizia e per regalare a Gorizia un progetto originale, nuovo, tutto per i goriziani e ovviamente anche per gli spettatori che vogliono venire da fuori, spero che ce ne siano tanti, però è proprio un omaggio alla città. Tu hai detto che fino a un annetto e mezzo fa non conoscevi quest'opera lirica e che ti sei preso e ti sei tuffato in questa avventura. Come l'hai trasformata o come hai fatto quest'opera lirica che, ripetiamo, sarà un'esclusiva per Gorizia? È un'opera barocca, quindi è diverso dalle opere liriche che noi conosciamo o comunque che noi immaginiamo. Noi siamo abituati al melodramma, quindi siamo abituati a Traviata, a Butterfly, a Carmen. E questa è un'opera barocca, è una musica completamente diversa, è una musica che se non frequenti non conosci. E io non la conoscevo, ovvero conoscevo la musica barocca ma non conoscevo questa opera. Quando l'ho ascoltata però mi ha impressionato subito per la modernità e quindi mi sono innamorato di questa musica e piano piano poi studiando la trama, studiando la tessitura dell'opera ho capito che poteva essere un lavoro congeniale e che avrei potuto farne un buon lavoro. Daido ed Eneas, una esclusiva, una prima nazionale al Verdi di Gorizia. Che opera è? È un'opera barocca inglese, è un'opera che non viene rappresentata molto spesso, in Italia naturalmente, è un'opera barocca, quindi con tutte le difficoltà di allestire un'opera barocca, ma noi ci siamo impegnati attraverso una sinergia con gli artisti associati, il Coro del Friuli Venezia Giulia che io rappresento. È un'opera dove sentirete degli strumenti antichi, avremo la possibilità di ascoltare una delle più importanti cantanti del repertorio barocco, che è la Romina Basso, che è goriziana doc, supportata da altri cantanti di esperienza come Anna Maria dell'Oste, oppure dei cantanti giovani provenienti dai conservatori della nostra regione che faranno altre piccole parti e il tutto insomma nell'ora che può durano i 3 atti di questa meravigliosa opera del barocco inglese, forse la più conosciuta per eccellenza della musica inglese. Musicalmente avete portato delle novità, come l'avete strutturata? Beh, l'abbiamo strutturata sul solco un po' della tradizione per quello che concerne appunto il reperimento del cast. Perché comunque il cast richiede dei cantanti specializzati in un certo tipo di repertorio, poi con delle dovute modifiche, insomma delle scelte anche calibrate insieme alla Romina Basso, che ha consigliato che la parte della maga venisse fatta da un controtenore piuttosto che da un mezzo soprano o una voce femminile. E per il resto abbiamo fatto un po' le scelte integrandole con le danze che abbiamo reperito insomma dai documenti storici e quindi insomma è un'opera scritta, non è che possiamo modificare fondamentalmente troppe cose sul solco della tradizione, ma con qualche piccola novità, insomma scelta interpretativa particolarmente suggestiva a mio avviso. Musicalmente avete deciso insieme di usare parecchi strumenti d'epoca. Sì, trattandosi di un'opera del 1689 naturalmente
sia il sottoscritto che la Romina Basso, insomma, da anni frequentiamo il repertorio della musica antica e entrambi crediamo nella attinenza stilistica di quello che può essere rappresentare in scena o anche solo musicalmente, fosse stata fatta anche solo in forma di concerto, comunque avremmo optato per gli strumenti barocchi, quindi sono strumenti che nella dicitura oggi si dice con strumenti antichi oppure strumenti originali, strumenti barocchi. Fondamentalmente spesso abbiamo a che fare con delle copie degli strumenti stessi, ma comunque sono strumenti, a volte anche sì, qualcuno ha anche lo strumento originale dell'epoca, sono strumenti che suonano in maniera diversa, ma insomma non sta a me adesso fare tutta un'esegesi filologica di tutto quello che è il rapporto con gli strumenti barocchi. Certo, per Gorizia è una cosa abbastanza nuova perché non c'è una tradizione, mentre naturalmente nel nord Europa ormai sono da 40 anni che la musica del 6 e del 700 viene eseguita normalmente con strumenti d'epoca. Questa è una produzione, diciamo, interamente locale? Direi fondamentalmente di sì, con delle piccole eccezioni dovute ad alcuni personaggi che non abbiamo trovato, insomma, qui in regione, in particolare ecco la parte della maga del controtenore. Diciamo che qui è difficile in regione da noi trovare un controtenore soprattutto di una certa esperienza, perché la parte della maga ha la sua importanza. Per il resto, a cominciare dalla Romina Basso goriziana, c'è l'Anna Maria dell'Oste che fa la parte di Belinda, poi c'è la Mara Corazza che è una ragazza giovane che studia di Monfalcone con una voce molto bella, le due ragazze del Conservatorio di Trieste che fanno le parti delle streghe, e Nea anche è uno diciamo che non vive in regione, un ragazzo di Perugia, però è un allievo della Romina Basso, quindi in qualche modo c'è una logica nelle scelte. Il coro è il coro del Friuli Venezia Giulia, tutti giovani provenienti da tutta la regione, un coro amatoriale ma che normalmente frequenta con un certo entusiasmo questo tipo di repertorio barocco. E dopo Didone ed Enea, sempre cultura, un estratto da Reclam che è stata inaugurata la settimana scorsa, la mostra alla Fondazione Carigò, che vede una serie di capolavori grafici, cartelloni pubblicitari fin de siècle dell'Ottocento e dei primi del Novecento, per quel che riguarda le attività non solo locali ma nazionali. Una bellissima mostra, dicevo, che ha anche tra le altre cose le famose pubblicità di latta, e di questo parliamo. Incredibile ma vero, questa è latta. Ne sa qualcosa l'avvocato De Grassi, curatore di questa sezione di Reclam. Che cos'è questa latta? Questo è un prodotto notevole anche per dimensioni che la Passero di Monfalcone realizzò per quella che all'epoca e ancora oggi era ed è una grande multinazionale, la Singer, che vendeva 3 milioni di macchine da cucire all'anno e che fece produrre tutte le sue tabelle pubblicitarie in vari formati e in un'infinità di lingue a Monfalcone. Un'opera d'arte industriale. Ah sì, industriale, ecco, diciamo artigianale in una produzione di tipo industriale. C'è la mano dell'uomo che deve sempre intervenire in questo tipo di procedimento, però che avveniva a livello decisamente industriale, perché produrre migliaia e migliaia di latte sbalzate e verniciate, destinate quindi alla durata tra virgolette eterna, era una cosa di notevole portata. E portarla a Udine? Infatti sarebbe opportuno che gli udinesi, con un'impennata di orgoglio civico, rivendicassero una parte di questa memoria, e questa mostra, sicuramente messa a disposizione del grande pubblico, potrà anche essere itinerante, un giorno anche approdare e magari ampliarsi nelle varie città dove è nata, dove è sorta questa favolosa arte pubblicitaria. È tutto per il momento, fra un po' torniamo con altri argomenti, anzi un argomento solo, parliamo dell'albero isolato di San Martino del Carso.